Ecco, ci troviamo con Giorgio Piazza, Presidente della Coldiretti Regione Veneto. C'è stata appena adesso la presentazione del piano strategico al Pollins. Lei durante il suo intervento ha accennato alle centrali a biomasse, però ha fatto solo un accenno criticando i comitati che sono sempre per il no. Siccome, come le accennavo prima, i comitati non sono tutti uguali, vogliamo fare un distinguo anche sulle biomasse, visto che è un'energia sostenibile. Lei è favorevole o contrario? No, io sono favorevole e il mio riferimento ai comitati è legato al fatto che comunque in giro per la nostra regione e anche nel nostro paese molto spesso si tende a fare tutto un arma un fascio. No? Allora, tutto quello che è produzione di biogas diventa diciamo un qualche cosa comunque da osteggiare o comunque che suscita una qualsivoglia forma di dubbio o qualsivoglia forma di pensiero che dentro lì ci vada a finire qualcosa di poco pulito. Ecco, questo era solo il riferimento. Coldiretti da tempo, in maniera molto chiara, ha sempre stabilito il fatto che comunque noi siamo per le piccole centrali aziendali di digestione anaerobica, di produzione del biogas, anche da altre forme di biomassa, quindi biomassa legnosa, ma sempre, e ci siamo battuti anche a livello ministeriale, a livello di normativa, questo purtroppo non è accaduto anche per l'olio vegetale, che ci fosse la tracciabilità delle produzioni, perché noi oltre a produrre energia da fonte rinnovabile abbiamo bisogno che ci sia un vantaggio anche per l'ambiente, perché se noi bruciamo dell'olio di palma che viene dall'Indonesia, probabilmente a livello globale otteniamo un beneficio, ma a livello locale no, perché l'olio, l'anidride carbonica l'ha assorbita in Indonesia, non qui da noi. Io rappresento il coordinamento dei comitati, che è un po' una innovazione, visto che siamo in tema di innovazioni, e abbiamo fatto ciò che non ha fatto la politica, ci siamo coordinati e fatto veramente squadra. C'è una situazione attuale, visto che si parla di territorio, di 4 centrali che andranno in essere tra non molto, che secondo noi tutte e 4 assieme in un raggio così distretto saranno una sorta di camera a gas. Come mai non ne ha accennato, o visto che ha accennato che manca il piano energetico regionale, non ne parlate a sufficienza? Non vi scontrate a muso duro se siete contrari alle grandi centrali, e qua ce ne sono 4 in un lasso di... Sicuramente quando sono molto vicine possono creare nocumento alle produzioni e alla popolazione. Bisogna che ci chiariamo cosa si intende per grande, perché se parliamo di centrali da 10 mega rispetto a quella che fa bisogno non sono centrali da 400, 500 mega o da 1 giga eccetera, sono centrali tutto sommato che inquinano forse come una provinciale. È importante che le cose che vengono fatte, per noi è importante, se queste si devono fare, tengo a precisare che noi siamo a favore delle centrali aziendali, quindi quelle piccole, una diffusione della produzione di energia rinnovabile, quindi con un network che poi riesca a mettere in rete il surplus di energia, diciamo, prodotta e consumata dalle aziende agricole. Su questo noi siamo ben attenti a che le emissioni siano diciamo, controllate, perché comunque bruciano sostanza organica, non è che bruciano anche perché nella presentazione pesanti o cose dell'altro genere. Perché quando fanno la presentazione dei progetti, tutti quanti attingono al stesso territorio, al stesso terreno. In pratica è sempre quello che si attinge. Siccome non c'è territorio a sufficienza per tutte queste centrali, la cosiddetta filiera corta non c'è, perché per fare un piccolo appuntino di critica, anche qua si è parlato di chilometro zero per ciò che riguarda la gastronomia, no? Però in realtà è 0,20, perché per chilometro zero si intende fino a un raggio di 20 chilometri. Ma era più giusto chiamare le cose come stanno, 0,20 invece che 0, perché poi esteso a altri settori... Il concetto di chilometro zero è un concetto legato all'origine del prodotto, cioè la certezza dell'origine. Questo è il concetto di chilometro zero. Che si lega poi al basso consumo di energie rinnovabili, sì, di energie fossili per il trasporto, eccetera. Quindi è un concetto che bisogna un po', perché altrimenti noi siamo un paese esportatore di eccellenti produzioni, non dovremmo esportare nulla. Quindi è un po', bisogna che stiamo un po' attenti. Quindi il concetto di chilometro zero è un po' esteso alla produzione che ha l'origine, di cui io sono certo, come cittadino e come consumatore. Questo è importante. Perché nel momento in cui io prendo i miei soldi e li spendo, io devo essere certo di quello che porto a casa, non devo essere fregato
che è un prodotto che l'italiano c'ha solo il suono del nome e non c'ha niente altro. Questo è importante. Tornando al tema delle centrali, è chiaro che il territorio è ben finito e non è che si possano fare le coltivazioni a strati, quindi per questo torno al concetto di piano energetico. In assenza delle regole regionali ognuno fa un po' come meglio crede, e questo è il problema che riguarda anche il fotovoltaico, i campi solari che si stanno facendo in Veneto a botte di 100 ettari, promettendo mari e monti ai possessori del terreno e poi magari lasciarli in brache di tela quando ci sarà il momento dello smaltimento e dello smantellamento dell'impianto, piuttosto che delle tasse da pagare sui terreni. Sì, allora, in conclusione, siccome io ho visto anche una recente intervista di Zanotto, che fra poco andrà per altri lidi, lui faceva alcune critiche anche per ciò che riguarda i pannelli fotovoltaici, che si fa un uso discriminato del territorio, del terreno agricolo, insomma. Allora, visto che ci sono anche qua posizioni nette, avete prodotto qualche documento concreto in regione contro questo tipo di politica o se ne parla e basta? Abbiamo fatto ricorso prima al TAR, poi al Consiglio di Stato, solo che il Consiglio di Stato sull'impianto che si fa, i 160 ettari che si faranno a Canaro, che stanno costruendo a Canaro, provincia di Rovigo, lì noi abbiamo fatto ricorso, però proprio il TAR, il Consiglio di Stato è entrato nel merito e si è riservato di entrare nel merito nel futuro. Purtroppo queste è la giustizia amministrativa italiana, però noi abbiamo fatto ricorso, ci siamo candidati a difendere questo tipo di posizioni e soprattutto in assenza di un piano energetico, anche perché quegli impianti lì si stanno costruendo a forza di un atto amministrativo, la delibera 2204 del 2008, del 13 agosto 2008, che supera di fatto la legge urbanistica sui terreni agricoli. Quindi un atto amministrativo ha superato un atto legislativo, questa è l'incongruenza, però nel mentre che si aspetta che il Consiglio di Stato entri nel merito del suo parere, intanto costruiscono. Bene, grazie. Prego.